Ricordato l'omicidio di Antonino Agostino, agente di polizia, e della moglie Ida Castelluccio, nel giorno del suo anniversario, avvenuto in data 5 agosto 1989, con una cerimonia svoltasi a Carini alla presenza dell'assessore regionale all'energia Coleanni, che ha affermato: la nostra presenza qui oggi non vuole essere solo un ricordo, ma anche di testimonianza affinché si possa proseguire nella dignitosa ricerca della giustizia e della verità per tutte le vittime della mafia e i loro familiari. L'assessore Coleanni, presente su delega del presidente della regione siciliana Schifani, ha partecipato a Carini, in provincia di Palermo, alla cerimonia per il 36° anniversario dell'omicidio dell'agente scelto della Polizia di Stato Antonino Agostino e della moglie incinta Ida Castelluccio, organizzato dalla Questura di Palermo presso la sede commemorativa sul lungomare Cristoforo Colombo. È doveroso ricordare in modo concreto quest'uomo coraggioso che, insieme alla moglie, prosegue l'assessore regionale Colianni, ha perso la vita per assicurare alla comunità l'affermazione dei diritti e il rispetto delle regole, una ferita ancora aperta, visto che non sono mai stati individuati gli assassini. Un altro importante tributo va alla memoria del padre dell'agente ucciso, Vincenzo Agostino, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità, costruendo con coraggio un percorso di memoria e di impegno civile. Alla commemorazione la regione siciliana era presente anche con un suo gonfalone.